prima di fare i saluti ufficiali, volevo solo due parole per parlare di questo punto d'arrivo che per ogni coro sicuramente è quello di mettere è quello di registrare emozioni, musica, parole in un CD. Noi finalmente, dopo tanti proclami e dopo tanti rinvii, siamo riusciti a realizzare il secondo lavoro discografico, il secondo lavoro che era dedicato proprio al decennale del coro, che per verità tipo l'abbiamo inciso in questi ultimi mesi. Sicuramente questo CD racconta, estrae dal nostro repertorio, che è interamente musicato dal nostro maestro Costantino Mirai, che io ringrazio per tutti gli anni belli che abbiamo passato con lui e per l'impegno che ci ha sempre dedicato. Abbiamo estrapolato da questo repertorio decennale 12 pezzi fra i più rappresentativi e fra i più intensi dei nostri canti. Ecco quindi che qui dentro troveremo canti sacri e profani, canti della passione, canti della messa, poeti monarcadesi abbinati a grandi poeti sardi. Quindi è veramente un pezzo di musica che dovreste avere ognuno di voi in casa. Questo è per quanto riguarda il CD. Per quanto riguarda adesso, mi scuso intanto per la lungaggine, ma purtroppo avevamo un parterre meraviglioso stasera, quindi tanti ospiti di riguardo, quindi abbiamo un po' sfondato sugli orari. Certamente inizierò a ringraziare tutto il pubblico che è comparso qui, che come ogni anno si segue con molta affezione. Inizierò a salutare le autorità civili che ci hanno dato questo privilegio di essere intervenute, iniziando dalla Sua Eccellenza il Prefetto, il Presidente della Provincia, gli assessori della Provincia alla Cultura, il nostro Sindaco che saluto cordialmente, e sicuramente tutti i cori che sono intervenuti. Maria Giovanna Chierchi con la sua consueta leggerezza e dolcezza ci ha delegato un bel canto, i bambini delle scuole, grazie al direttore didattico che li ha organizzati, i nostri amici della Maddalena che hanno dato dei momenti meravigliosi, e poi vorrei dire veramente la gioia di avere con noi i nostri fratelli monarcadesi, il coro Conacalto, con il quale abbiamo veramente con questa serata rafforzato la nostra amicizia con questo nuovo gemellaggio che li abbiamo restituito, in quanto ci hanno già invitato alla loro decennale. Quindi sono particolarmente felice di questo. Certamente non posso mancare di ringraziare il nostro padrone di casa, Don Isidoro, che con la sua consueta benevolenza ogni anno ci concede questi locali. Un particolare ringraziamento alla provincia di Oristano, perché come diceva l'assessore Currias prima, sicuramente ha creato con queste iniziative natalizie in questi ultimi anni, è riuscito a portare in maniera capillare in tutti i paesi scampoli di bei canti natalizi dappertutto. Quindi noi abbiamo fatto un paio di serate grazie alla provincia, e la ringraziamo anche per la benevolenza con la quale ci dà ogni anno anche per questa manifestazione. Quindi mi sembra di aver ringraziato tutti. Se qualcuno l'ho dimenticato, come al solito scusate, con il nostro solito augurio a Trosanno Mezzo.